Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 33 anni fa la strage di Via D'Amelio, il ricordo e la ricerca della verità. La giornata di celebrazioni culminerà con un minuto di silenzio. Avrebbe tentato di sfregiare con l'acido l'ex fidanzata, arrestato un 17enne nel Palermitano. Trova Lega Nasce alla sua auto e pubblica un video di minaccia al sindaco di Catania Trentino. Ti apro la testa a colpi di casco. Travolge con l'auto un disabile sulla circonvallazione di Catania, poi lo lascia per strada con 20 euro in mano. Raccolta fondi per Santorre, il pasticcere ucciso a coltellate ad Ognina, la moglie denuncia e le istituzioni ci hanno abbandonato. Sant'Agata d'estate, Catania si prepara ai festeggiamenti del 17 agosto. L'arcivescovo Renna prende le distanze dall'utilizzo delle candelore come ostentazione di potere mafioso. Calcio, tattica e lavoro fisico per Catania e Trapani. Per il calciomercato, Marsura pronto a lasciare la squadra di Toscano per trasferirsi al Campobasso. Dunque, il 19 luglio del 92, 33 anni fa, in via D'Amelio a Palermo, la mafia uccideva Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuri, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Una potente autobomba a 100 kg di tritolo piazzato in una Fiat 126 era stata collocata proprio davanti al palazzo dove viveva la madre del magistrato, che il figlio andava a trovare regolarmente e che esplose al suo passaggio. Oggi il ricordo si unisce alla costante ricerca di verità e giustizia, perché troppe ombre sono ancora presenti sulla strage mafiosa. Vastissimo il programma delle celebrazioni, che culmineranno alle 16:58 ora dell'attentato con un minuto di silenzio e la lettura della poesia Giudice Paolo di Marilena Monti. Concluderà le commemorazioni la tradizionale fiaccolata organizzata dal Comitato 9 luglio, che partirà alle 20 da Piazza Vittorio Veneto per arrivare in via D'Amelio. Avrebbe tentato di sfregiare con l'acido l'ex fidanzata, arrestato un 17enne nel Palermitano e anche accusato di essere un piromane. Maglio Viola. È accusato di tentato sfregio ai danni della fidanzatina che voleva lasciarlo. Su ordine della Procura dei Minori, la Digos di Palermo ha arrestato un 17enne con un provvedimento d'urgenza. Il ragazzo era già sotto indagine per altre vicende e i poliziotti si sono imbattuti nella vicenda personale con la ragazza. L'indagine era partita da una serie di video selfie postati sui social nei quali il 17enne si riprendeva nell'atto di appiccare incendi boschivi. Da una serie di accertamenti si è risaliti ai roghi intorno a Palermo nell'area del Monrealese nel luglio del 2023 e agli incendi del settembre 2024, quando le fiamme giunsero alle porte della città, danneggiando abitazioni e aziende proprio nel territorio monrealese. Nel corso dei roghi sono state evacuate oltre 1000 persone e perse la vita anche un operaio addetto al servizio antincendio del Corpo Forestale regionale. Secondo quanto accertato dagli agenti, il ragazzo era pronto a replicare anche quest'anno i roghi non appena fosse arrivato lo scirocco. Il giovane viene considerato dunque un incendiario fin dalla tenera età di 15 anni, ma lo si è scoperto soltanto adesso. Non solo, il ragazzo avrebbe avuto a disposizione armi e insieme ad altri avrebbe coltivato marijuana. Poi gli agenti si sono imbattuti nelle minacce all'ex fidanzatina, poco più che tredicenne. Un rapporto burrascoso con le presunte violenze sessuali a contorno e la minaccia reale di sfregiarla con l'acido se non fosse tornata con lui. Torniamo a Catania, dove un cittadino trova le ganasce alla sua auto, va in escandescenza e poi pubblica un video sui social minacciando di aggredire il sindaco. Orazio Longo. Ti prendo a colpi di casco che la testa te la apro. Davanti alla macchina con le ganasce va in escandescenza un cittadino catanese che rabbiosamente comincia a insultare prima e a minacciare poi il sindaco di Catania Enrico Trantino. Parole irripetibili, pesantemente offensive, in dialetto come a voler rendere meglio la pericolosità delle intenzioni. Tutto postato con un video su un social. Che ti credi? Non ho paura né dei carabinieri né della polizia, dice con rabbia il malintenzionato. Una situazione surreale
irreale se non fosse semplicemente preoccupante, visto che l'automobilista contesta alle ganasce che erano state messe alla sua auto e a quelle di altre vetture posteggiate irregolarmente in via Santa Sofia, strada d'accesso al Policlinico Universitario, dove è accaduto che per i parcheggi in doppia fila siano rimaste bloccate le ambulanze dirette al pronto soccorso. La replica del primo cittadino. Oggi presenterò querela per questa azione, ma ripeto, vorrei tanto spegnere i riflettori perché poi non vorrei che insorgano istinti emulativi. Il video è stato condiviso da 1 migliaio di utenti ed è stato eliminato. Sulla vicenda stanno indagando la polizia postale e la Digos. Non è comunque la prima volta che il primo cittadino di Catania deve sopportare invettive nei suoi confronti per le decisioni tese a regolamentare una città spesso in balia del disordine e della confusione, se non proprio dell'illegalità. Ma mai si era giunti a livelli così bassi. In passato, se mi si consente anche la maliziosa allusione, c'era qualcuno che ci viveva per farsi dare scorte. Non è nella mia natura, non è nel mio istinto, quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Quello che mi conforta è il sostegno di tanta gente, ma nello stesso tempo la consapevolezza che quel che sto facendo non lo sto facendo per me, lo stiamo facendo per dare una Catania migliore a chi verrà dopo di noi. E ancora a Catania, un giovane con disabilità intellettiva è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nella circonvallazione di Catania. Il pirata della strada l'ha poi lasciato davanti alla sede della cooperativa Controvento con un biglietto da 20 euro in mano. Il ragazzo si trova adesso ricoverato con politraumi all'ospedale Cannizzaro. Una raccolta fondi per Santorre, lo ricorderete, il pasticcere ucciso a coltellate ad Ognina da un posteggiatore abusivo è successo quasi 2 mesi fa. La moglie denuncia, le istituzioni ci hanno abbandonato. Vogliamo giustizia perché la morte di mio fratello, un ragazzo di 30 anni non può morire così. Chi ha colpa deve pagare e veramente vogliamo giustizia. No, le istituzioni no. La solidarietà delle persone, di tante persone, ma le istituzioni no. Nessuno fino ad oggi ha fatto nulla, però ringrazio comunque chi ci è stato vicino. La rabbia, ma anche il dolore nei visi rigati dalle lacrime e da tante domande rimaste senza risposta. Sono passati 50 giorni dalla morte di Santorre, il pasticcere ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo davanti all'attività di famiglia nel borgo di Ognina. I familiari nella sede della Confcommercio di Catania hanno ricevuto dalla Federazione dei Pubblici Esercizi il ricavato di una raccolta fondi promossa per garantire un supporto alla vedova e alla figlia della vittima. La Federazione Pubblici Esercizi si è intestata questa iniziativa proprio per far capire che c'è un segno duro e preciso sia alle istituzioni che comunque alla popolazione, che non siamo impassibili, non chiudiamo gli occhi assolutamente per un gesto del genere. Santo era una persona buona, era il primo che aiutava questo individuo, gli dava i soldi, gli dava da mangiare, gli dava i vestiti che non usava più perché erano simili di altezza, erano molto simili, quindi noi non ci spieghiamo perché abbia fatto un gesto di questo, non c'è. Io l'ho soccorso quando mi è venuto a chiedere aiuto, per me è stato difficile entrare, riprendere a lavorare, per me mio fratello è lì. Santorre era padre di una bimba di 5 anni. 2 medici del Policlinico Vittorio Emanuele, Gina Currao e Daniela Malia Palano, avrebbero commesso una serie di errori ritardando la nascita del bambino in una donna alla 40ª settimana di gravidanza, provocando grave ritardo neuropsicomotorio e gravissime implicazioni di vario genere. Adesso le 2 dottoresse, c'è la richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza si terrà il prossimo 29 ottobre. La soluzione del dicembre scorso nei confronti del ministro Matteo Salvini non ha del tutto chiuso la vicenda del mancato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms. La Procura di Palermo adesso ha promosso un ricorso direttamente in Cassazione. Maglio Viola. La Procura di Palermo ha presentato ricorso contro l'assoluzione del vice premier Matteo Salvini nel processo per il mancato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms nell'agosto del 2019. La pubblica accusa ribadisce la richiesta di condanna dell'allora ministro dell'Interno e ritiene di aver dimostrato oltre ogni dubbio la colpevolezza dell'imputato. Per questo usa uno strumento raro in giurisprudenza, ovvero il ricorso per saltum. L'opposizione non viene presentata in appello ma direttamente alla Corte di Cassazione. Secondo
Secondo la procura in primo grado i giudici si sono sbagliati nel considerare che l'Italia non avesse obbligo di fornire il porto sicuro in base alle poco chiare norme internazionali e ai trattati. Un principio che sarebbe già stato superato da altro pronunciamento della stessa Cassazione a sezioni riunite in una vicenda analoga. In quel caso le sezioni civili dissero sì al procedimento per il risarcimento danni ai migranti rimasti sulla nave Diciotti a Catania. In base a quel pronunciamento, ora Palermo ritiene che la Cassazione possa annullare l'assoluzione e disporre direttamente che altra sezione della Corte d'Appello emetta la condanna analizzando solo le questioni giuridiche senza un nuovo processo. Una strategia anomala e rischiosa. Se la Cassazione dovesse dare ragione alla Procura, il rischio di condanna per Salvini sarebbe molto elevato, se non assoluto, ma se dovesse dar torto alla questione di principio legale sollevata dalla Procura, il processo si chiuderebbe definitivamente senza più possibilità d'appello. Solidarietà a Salvini è stata espressa su X anche dal Presidente della Regione Renato Schifani, per il quale resta il principio che chi ha agito per difendere i confini e la sicurezza dell'Italia non va lasciato solo. L'assessore del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli interviene per difendere un commerciante che era circondato da un gruppo di violenti e viene aggredito lui stesso. Marco Gullà. Ancora solidarietà e siamo dalla sua parte per una città che deve davvero migliorare Grazie tanto, anche che dobbiamo investire sempre più positiva. Solidarietà, abbracci, incoraggiamento ad andare avanti. È una mattina particolare per l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Ieri un nuovo episodio di violenza a Palermo con Ferrandelli coinvolto e percosso da un gruppo di balordi. L'assessore stava intervenendo per evitare che il titolare di un bar di Via Alloro, nel centro storico, fosse malmenato da dei residenti della zona. Oggi incontriamo Fabrizio Ferrandelli proprio sul luogo della violenza. Ho visto il gestore di questo locale in difficoltà, di Rosario, aggredito da 6 persone. Ho ritenuto doveroso da cittadino innanzitutto e soprattutto a uomo delle istituzioni interpormi, mettermi in mezzo e provare ad evitare che accadesse il peggio. Volavano sedie, volavano sgabelli, era una ferocia immane e quindi ho dovuto dare una mano, un soccorso, chiamando anche il numero unico delle emergenze e richiamando l'attenzione affinché questo episodio non degenerasse. Poi la denuncia, ma questo episodio, ancora una volta, tiene la spia accesa sull'emergenza violenza in città. Proprio qualche giorno fa, sempre in questo fazzoletto del capoluogo, l'aggressione alla cioccolatteria Lorenzo. Saluto miracolato. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare del gran caldo, dell'anticiclone che sta tornando e poi della festa di Sant'Agata d'estate, tra poco. La festa di Sant'Agata di mezz'estate, l'arcivescovo di Catania a Renna durante la presentazione dei festeggiamenti ha preso le distanze su quanti utilizzano le candelore per ostentare il potere mafioso. Il 17 agosto torna come sempre la nostra diretta. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Le candelore devono essere segno di luce, rappresentare i valori cristiani. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, nel presentare la festa di mezz'estate di Sant'Agata, ha voluto subito prendere le distanze su quanti, riferendosi anche allo stendardo con il nome di un mafioso, utilizzano le candelore per ostentare potere. Perché nella mentalità di tanti sono diventate quasi proprietà privata e si è dimenticato che sono state fatte per onorare Sant'Agata, perché Sant'Agata parla di pulizia interiore, parla di legalità, parla di fede, parla di bontà e non può avere niente a che fare con tutto ciò che invece è il contrario. 899 anni fa le reliquie di Sant'Agata tornarono da Costantinopoli a Catania. La città si prepara a vivere le celebrazioni e la processione del 17 agosto, tappa maggiormente carica di significato perché cade nell'anno del Giubileo della Speranza ed è anche quella che ci avvicina all'anniversario dei 900 anni. L'arcivescovo celebrerà la messa solenne alle 10:30 e non più nel pomeriggio. La processione col busto reliquiario della martire sarà alle 19:30 e seguirà il consueto percorso. Prima del rientro in cattedrale però ci sarà una breve sosta durante la quale l'arcivescovo indirà l'anno giubilare agatino, segno di speranza e impegno. Si tratta di vivere un periodo come rigenerazione della fede e della vita sociale. Di questo noi abbiamo bisogno, della vita familiare. Sant'Agata, ha detto il sindaco trentino, deve essere simbolo di crescita, progresso ed evoluzione. Come segno concreto di carità, il presidente dell'Associazione Amici del Rosario, Giuseppe Carbonaro, ha mostrato i 3 pozzi realizzati in Uganda con i soldi donati durante i festeggiamenti di febbraio.
E quello che stiamo vivendo è un weekend rosso su tutti i fronti, dal traffico dell'esodo all'anticiclone africano che porterà fino a picchi di 46 gradi. Sentiamo Desiree Ferlito. Un fine settimana rovente, quello previsto in Sicilia in questa terza settimana di luglio, a renderlo rosso più di un bollino. Il primo riguarda il traffico, come segnalato infatti da ANAS è previsto un forte e significativo aumento lungo tutta la rete autostradale siciliana, dai grandi centri urbani verso le località di mare. L'ondata di partenza rappresenta una sorta di prova generale per l'esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend. Bollino rosso fino a domenica pomeriggio, in particolare sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo e lungo la strada statale 115 Sud Orientale Sicula. E poi il caldo, che peggiorerà ovviamente i disagi per gli automobilisti costretti a lunghe code, ma non solo. Per il weekend l'anticiclone nordafricano tornerà protagonista, con un aumento delle temperature e nuove ondate di calore. Difficile trovare ristoro anche all'ombra. L'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa porterà con sé giornate roventi, notti tropicali e un forte rischio incendi, specialmente nelle aree interne della Sicilia. Un ulteriore aumento della colonnina di mercurio è segnalato per l'inizio della prossima settimana, dove si attendono, ascoltate bene, punte fino a 46 gradi all'ombra. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, tanto lavoro sul campo per il Catania ed il Trapani e riparte anche il Siracusa. Sul mercato si è sempre in attesa della definizione di alcune trattative. Ci dice tutto Francesco Triolo. È una giornata di lavoro sul campo a Norcia, poco spazio per altro. Il Catania ormai è immerso nel pieno della preparazione atletica in vista del prossimo campionato e il gruppo lavora a pieno regime sotto le indicazioni Mimmo Toscano e del suo staff al ritmo di 2 allenamenti al giorno. La mattina si suda per la parte atletica, il pomeriggio invece è più una seduta tecnica con la consueta partita della finale. Sul fronte mercato un po' tutto fermo, compreso lo scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rossazzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Si muove qualcosa invece per quanto riguarda la posizione di Rocco Costantino, fuori dal progetto tecnico già dallo scorso anno e pronta alla risoluzione per consentirgli di firmare in Serie D con il Chievo. A Siracusa oggi primo giorno di test per una parte del gruppo che sarà allenato da Marco Turati. Si tratta in larga parte dei confermati della scorsa stagione, atteso l'arrivo del portiere Alessandro Farroni, ex Catania, che dovrebbe aggregarsi al gruppo nelle prossime ore. Per un paio di giorni gli azzurri effettueranno prove fisiche e mediche in sede, poi la partenza per il ritiro. Lavora a Troina anche il Trapani, che non smette mai di farlo anche sul mercato. Si stanno studiando 2 ipotesi di ritorno, quella di Roberto Pirrello, difensore centrale classe 96 attualmente al Gubbio, e quella di Luigi Canotto, esterno offensivo classe 94, che è pronto a raggiungere la squadra in ritiro. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata e un buon weekend.